licenza. La signora chiede se il regime zona franca l'Italia verrà abolito. È una signora che non è populistica. Pago i miei dipendenti, le tasse che pagano come vogliono fare, perché non me ne frega. Ne abbiamo pagati di fronte e abbiamo 10 miliardi da fare dal governo nazionale. Quindi che ci concedano i debiti che non rompono le mani, perché c'è un progetto da oltre 70 anni per lo spopolamento di questa terra. Questa terra è stata messa in croce. Sapete cos'è che ci è venuto lì? Un grande difetto, la testardaggine di Sarri, che è diventato per noi un peso. Soltanto alle aziende inquinanti, ai siti industriali, quei poligoni. Orgoglio ci ha fatto capire che non dappertutto puoi vedere. No. Sapete come vengono considerate in America le terre come questa della Sanremo documentati? Vengono recintate, vengono messi davanti i cartelli offline perenni e vengono considerate aree di sacrificio nazionale. Questo è il mio dettaglio. E questo invece è diventato. E se noi non avessimo fatto queste le centrali nucleari, appunto, le nostre miniere da utilizzare per lo stoccaggio delle scorie delle centrali nucleari francesi, ma stiamo scherzando? Ma questo, i nostri padri ci hanno dato la terra sana, libera, pulita, bella, noi dobbiamo dovere, soltanto ci diamo. Bravo!